Prego Luca. No, Andre, parlo io. No, è quel momento lì. L'uomo che ha cambiato una città. Andre, io chiamo il Messi Giordano. Vedrai che il cielo non ci trova. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, nuovo video nel vero senso della parola, perché io non ho mai registrato un video come quello di oggi. Ossia, vi dico qual è la mia rosa del Fantacalcio 2022-2023. Allora, innanzitutto voglio qui sotto nei commenti scrivetemi le vostre formazioni. Voglio sapere la formazione di tutti quanti, uno per uno, e io ve la commento. Vediamo se anche a me piace la vostra. Lasciate tanti bei mi piace di supporto a questo video e al canale in generale, ma il supporto lo so che lo state dando, perché ho visto che siamo quasi 10.000 iscritti. Oggi mancano veramente pochissime persone, nonostante, ripeto, non è che sono un fulmine come dico io su YouTube, però penso che ci stiamo divertendo con le poche ma buone cose che sto portando, perché leggo i vostri commenti e non per altro. Quindi lasciate un'iscrizione per tutti i nuovi, seguitemi su tutti gli altri social, soprattutto in questo periodo su Instagram. Perché? Perché il fantacalcio di cui adesso vado a parlarvi è un fantacalcio un po' particolare, un fantacalcio un po' diverso dai soliti fantacalci che abbiamo sempre fatto e che pure io ho sempre fatto, cioè quello che devi aspettare il giorno dopo per il voto, t'abbrucio culo quando per esempio non ti mettono quel mezzo punto in più per te fa vincere. Non è così questo fantacalcio. Questo è il fantacalcio Mise, un fantacalcio, ve lo spiego proprio terra terra, che si basa sulle performance dei calciatori, quindi sulle prestazioni totali di una partita dei calciatori. È una cosa particolare, quindi perciò vi dico seguitemi su Instagram, perché io proprio in questi giorni vi parlerò in maniera dettagliata di questo fantacalcio. Un fantacalcio, ripeto, nuovo, diverso rispetto al solito. È un fantacalcio che facciamo con gli amici di OCV e non solo, perché chi ci ha seguito in live sulla piattaforma Viola ha visto che comunque ci sono diverse altre squadre di influencer, altri creator. Oggi le squadre erano 8. Allora c'eravamo io e Luca, poi c'era la squadra di Manfredi e Giulia, poi c'era la squadra di AJG TV, Amala TV, la squadra composta da Pancio, Enzo e Luca Ortelli, la squadra di Che fatica la vita da Bomber, la squadra di Ila Limelli e Stefano Inter, e in solitaria per la Play to Give ZV Jackson. E c'è la possibilità non solo di vedere noi cosa facciamo, ma di partecipare voi alla nostra lega. Quindi vi ripeto, seguitemi su Instagram perché ve ne parlerò in maniera più dettagliata. Vi darò anche un mio codice da dover inserire all'interno dell'app gratuita, e vi spiegherò tutto quanto bene lì. Quindi potrete fare la vostra squadra e provare questo nuovo tipo di fantacalcio, giocare con noi, con tanti altri ragazzi della nostra community, tutto gratis. Quindi seguimi su Instagram e lì ti parlerò del fantacalcio Mise. Ripeto, oggi è un fantacalcio nuovo, un fantacalcio diverso, è un fantacalcio che si basa sulle performance, quindi sulle prestazioni dei calciatori. Per farvi un esempio, Lobotka potrebbe essere l'uomo chiave di questo fantacalcio a centrocampo, per farvi proprio un esempio in tema Napoli, perché tocca un'infinità di palloni, la maggior parte delle volte decide l'azione del Napoli perché giostra lui, cuce lui il gioco lì in mezzo al campo, e questo fa tanto per questo tipo di fantacalcio. Quindi pagarlo qualcosa in più, per esempio, non è un delirio, insomma. Infatti ci mettete un pochettino per carburare, per capire questa situazione durante l'asta. Tant'è vero che magari per qualcuno abbiamo speso qualcosa in più, per qualcuno qualcosa in meno, e potrebbe sembrarvi che non capiamo niente di fantacalci. Invece vi voglio assicurare che poi uno dei fondatori di Mise, che era lì presente, ci ha dato anche dei buoni voti per quanto riguarda la formazione, la nostra rosa, proprio in ottica Mise. Poi senza perdermi in altre chiacchiere, io andrei dentro con la lettura della nostra formazione, mia e di Luca, i Rafaschelia. Penso che potrete anche capire il perché di questo nome. Luca è tifoso del Milan, io tifoso del Napoli. Io sto idolatrando da quando è arrivato Kvaratskhelia. Lui ama ovviamente da tifoso del Milan Leao, e quindi abbiamo unito i nostri amori, Rafa Leao e Vicha Kvaratskhelia, i Rafaschelia. Ultima cosa, 500 crediti. Abbiamo ovviamente dovuto acquistare 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti.
Allora, partiamo ovviamente dalla porta, dove ci siamo voluti dare un budget abbastanza basso, che è 50 su 500. Comunque è un budget basso, no? Anche perché le altre squadre, chi ha visto la live ha visto che hanno speso un bel po', tipo per esempio per Maignan credo che andò via un 51 solo per lui, noi invece 50 abbiamo voluto fare tutto quanto. E abbiamo preso l'altro portiere di Milano, per qualcuno parata laser, Andanovic. Tra l'altro l'ha preso proprio Luca, e fa ridere sul fatto che è milanista, a 22. Secondo me non è male. Il secondo portiere, magari per qualcuno, è Onana. E invece no, voglio, perché questo è un altro piccolo retroscena dell'asta, e chi c'era in live l'ha visto. Un'altra squadra ha preso Onana, e tra l'altro non l'ha manco pagata uno. L'ha preso così, non lo so, perché ci piaceva un uomo, perché lo seguiva prima, perché c'è simpatico. E quindi non ci siamo riusciti a prendere il secondo dell'Inter, e come secondo abbiamo preso Provedel a 10, che secondo me non è tutto questo male. Almeno abbiamo un altro portiere, diciamo di un'altra squadra. Il terzo portiere, e questa volta siamo riusciti a prenderlo a 1, è Falcone, cioè il Casarrutto culo contro al Napoli. Penso che ve lo ricorderete. Piccolo retroscena per voi, e la chat che ci ha seguito lo sa. Infatti qualcuno mi ha fatto ridere in dei comment, qua Super Allan per tutta l'asta non ha pensato altro che prendersi il nome di questo portiere, perché clamorosamente è rimasto svincolato Milinkovic-Savic del Torino. Nessuno se n'era accorto, tutta la chat sì. Io ovviamente con la chat aperta avanti ho detto oh, oggi fuoco al patch, e niente, sono andati difensori, centrocampisti, attaccanti. Ho chiesto alla fine se si potesse prendere un nuovo portiere, magari un nuovo a Falcone a quel punto, e mi hanno detto poi vediamo quando si apre il mercato. Ma andiamo avanti, e quindi passiamo alla difesa. In difesa ci eravamo dati un altro budget, perché volevamo spendere qualcosa in più. Questo è quando ancora non avevamo capito questo tipo di fantacalcio. Volevamo spendere qualcosa in più a centrocampo e in attacco, perché ci volevamo prendere i bomber, gli attaccanti forti, eccetera eccetera. Poi l'abbiamo capito mano a mano sta cosa, però comunque ci eravamo dati un budget 90. Per i portieri, piuttosto che spendere 50 come ci eravamo prefissati di fare, abbiamo speso 33, quindi ci eravamo andati molto bene. Per la difesa ci siamo dati 90 come budget, e abbiamo preso Dumfries a 30, e questo ci è stato confermato che è stato un bel colpo, perché per i dati Opta, perché Mise si basa sui dati Opta, è buono. Augello a 3, Calabria a 6. Luca non pensa che Calabria sia tutto questo grandissimo difensore da tifoso del Milan, però a 6 secondo me è un affare. Di Lorenzo a 13, quindi abbiamo voluto fare i due di spinta di Inter e Napoli con Dumfries e Di Lorenzo. Kier 2, Mario Rui, il maestro per la prima volta in un mio fantacalcio a 1. Nessuno ha creduto in lei, maestro, ma che schifo questa generazione di oggi. Rogerio a 1 e Selic a 1. Mi ha fatto poco l'MD alla fine, perché abbiamo voluto sparagnare pure nei colpi finali di questa difesa, e piuttosto che spendere 90 abbiamo speso 57. Fatemi sapere se la difesa vi piace. Passiamo al centrocampo. Qui ci restava 410. Il primo colpo, se così si può chiamare, di questo nostro centrocampo è stato Angel Di Maria, pagato 21. Perché ho pensato, qua stavo già entrando nell'ottica Mise, secondo me con i colpi di classe che ha Di Maria, con la sua tecnica, potrebbe essere il colpo giusto. La tecnica e la classe ce l'ha, mo ci abbiamo a Di Maria 21. Il secondo è Zio Franco, e chi mi segue su Instagram lo sa perché l'ho spoilerato nelle storie. Ripeto, seguitemi perché a breve vi parlerò di questo fantacalcio. 41, qua 41 mi spinsi io oltre. Io volevo Zio Franco perché allora Lobotka era il sogno del centrocampo, perché ve l'ho detto, per i dati Opta sarebbe stato proprio veramente il colpaccio, ma se lo sono presi troppo elevato, e quindi ci hanno pigliato anche chissà. Zio Franco a 41, penso che pure lui, per il lavoro sporco che fa, per la quantità infinita di palle che prende, 41 secondo me è top. Lazovic 17, fatemi sapere se vi piace questo. Miranchuk 3, Soriano 2, Lazzari 4, don 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 Velen don 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 Velen 1, e Tameze 1. Cioè qua ci hanno fatto proprio i regali natali in anticipo, non capisco perché ci hanno regalato a Miranchuk, Soriano, Lazzarin, Dombeletta, Mezze, 3, 2, 4, 1, 1, non lo so. Infatti gli altri ci guardavano un poco strani, dicevano
magari compleanno loro, ci stanno facendo questi regali, e invece no, il reale ma vero 90 tutto il centrocampo. Quindi abbiamo speso 33 per la porta, 90 per la difesa. Tu dice, abbiamo speso 33 per la porta, 57 per la difesa e 90 per il centrocampo. Ci restavano 320 crediti. Ah, e spiego perché Ndombele. Ovviamente ci hanno pigliato Anghissà, servevo sostituto e ci hanno pigliato Ndombele. E poi lo amo, rimettiti. Presto in forma, qua ci mangiamo. E allora arriviamo finalmente, signori, alla parte che tutti, penso, starete aspettando, anche perché è la parte più bella, no? Sappiamo di ogni fantacalcio, l'attacco. I primi giocatori che cominciano a chiamare in attacco sono dei giocatori comunque importanti. Vlahovic, subito Lukaku, Gitto e Locke. Chissimo momento a me. E quindi cosa faccio? Chiamo Vicia Kvaratskhelia. E ragazzi, il Messi georgiano l'ho preso a 120 crediti. Ma io buonissimo. Cioè, per amore di... lasciatemi un attimo spiegare. Io pensavo che me lo facessero pagare di più, perché si sa che in ogni fantacalcio il napoletano tende a prendere lui e tutti gli altri comunque tendono a farglielo salire, perché giustamente ci vogliono mettere la rete. Vedevo che comunque c'è stata un'opposizione da parte degli altri e su TikTok si vede, però non pensavo che questa opposizione a un certo punto si bloccava a 120. Oh, ma casata, sto tarrapato, Vicia, ma sfacciamo. Poi ragazzi, colpo a sorpresa, vi giuro, questo non me lo aspettavo. Perché? Perché praticamente ci hanno piaciuto pure Osimhen a 196. Perché? Ci restavano 200 crediti dopo 120 che abbiamo speso per Kvara. Luca a un certo punto si è fatto Okund ai 196 Osimhen, al che tutti quanti sono stati zitti, che hanno pensato magari viste Zuop nel senso buono della parola, poco scordinata, tecnica da affinare, per i dati opta, per mise, per le performance, per le prestazioni, magari non è tanto buono e ce l'hanno lasciato. Ma sono contento così, perché io voglio pure un guaglione malamente. Quasi affono una plafonnamma pure noi. Che grandissimo gesto d'amore, cioè per far capire un attimo il livello. Poi gli ultimi 4, a metà fare la spesa, mo ci vo all'MD, Destro a 1, Pellegri a 1, Origi a 1 e Muriel a 1. Che so, pare sia infortunato, però sa arpiglia, Luis Muriel. Quindi voglio, questo video finisce qui, la mia rosa è questa qui per il fantacalcio degli influencer con gli amici di OCV. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi piace, se non vi piace, se avreste fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi. E niente, voglio, date un voto alla mia rosa, sono veramente curioso, però voglio sinceri, Comunque niente, voglio, buon fantacalcio a tutti quanti voi, noi ci becchiamo in un prossimo video. E iscrivetevi al canale, voglio, cerchiamo di portare sempre più video. Un bacio forte e sempre forza Napoli, dai sempre.